Sono arrivate le ennesime minacce anonime a chi contesta il progetto del polo industriale di Barcon, in provincia di Treviso. Questa volta a ricevere una telefonata anonima è stata la moglie di Nicola Di Santo, presidente del Credito Cooperativo Trevigiano e della Fondazione Villa Emo, proprio mentre suo marito era ospite della trasmissione Ore 13, andata in onda ieri su Antenna 3 Nord-Est. Si tratta di un episodio gravissimo sul quale mi auguro la magistratura abbia già aperto un'inchiesta. Purtroppo non è la prima volta che chi si oppone all'assurdo progetto del polo industriale di Barcon si trova bersaglio di pressioni e vere e proprie minacce. Non penso di esagerare quando dico che questo modo di fare è semplicemente mafioso. A questo punto viene naturale domandarsi quali interessi ci sono dietro questo progetto industriale e soprattutto da dove arrivi questa enorme somma di denaro necessario per quest'opera. Sia il maxi macello della Colomberotto che la cartiera della Rotocart e l'intero sbancamento della campagna di via Terza Armata a Barcon sono, oltre che dei veri disastri ambientali, delle opere completamente inutili che portano ancora cemento in una provincia già martoriata da centinaia di capannoni, molti dei quali addirittura inutilizzati e vuoti. È un paradosso che mentre in Commissione Ambiente del Parlamento Europeo stiamo lavorando a una relazione che vuole azzerare la cementificazione europea entro il 2050, in provincia di Treviso si dia il via libera a una distesa di cemento che distruggerà decine di ettari di terreno agricolo. Il 12 aprile ho organizzato a Treviso una conferenza dal titolo "Fermiamo i predoni del nostro futuro", per parlare in modo democratico con il direttore provinciale della CNA di Treviso, Giuliano Rosolin, del mega progetto Ikea di Casale sul Sile e con l'architetto Enzo Bergamin della Fondazione Villa Emo del progetto del polo industriale di Barcon. Sarà un'occasione per ricordare perché siamo contrari a questi progetti.